Ancora lupi e ancora predazioni. Questa volta colpiscono a Orzes, alle porte di Belluno. A farne le spese 6 pecore, tra cui un agnello. Il proprietario era l'assessore del comune di Belluno Franco Roccon, che esprime tutta la sua amarezza per quanto accaduto. A 10 anni avevo queste pecore fatte fuori in una notte, certo che il riscontro può essere positivo, no? Pur avendo recinti, pur avendo tutte le cose, ma insomma l'appetito via mangiando me le ha fatte fuori tutte e 6 sostanzialmente. Erano 3 lupi, perché dai segni che avevamo sul terreno erano almeno 3, tra l'altro una sera li ho anche visti mi sono passate davanti alla macchina. Però il dispiacere insomma di queste pecore a cui ero assolutamente affezionato. Nonostante la feroce predazione, la voglia di avere ancora le pecore c'è e rimane. Garantisco che le rimpiazzo perché sono troppo belle ad averle, oltre che essere una riserva naturale, sono anche un aspetto di compagnia. Io non ho mai ucciso un agnellino, né mai lo farò, ma semplicemente erano proprio di compagnia. Certo che il lupo è un problema, in questo contesto, da che ne dicano alcuni ambientalisti, diventa difficile convivenza in certi modi e io non ho soluzioni, le lascio a chi di dovere. Ambientalisti come Cristiano Fant, noto per essere presidente dell'associazione Siamo Tutti Animali, dubita delle predazioni denunciate anche ai nostri microfoni dal sindaco di Chies dal Pago Gianluca Dal Borgo. Se così fosse, per Fant significherebbe che c'è un problema lupo, ma anche un problema allevatori. Per lui paiono numeri troppo alti per essere veri. Anche volendoci avvicinare, sostiene l'etologo, questa analisi dimostra chiaramente che c'è un problema lupo, ma anche un problema allevatori e di reti definiti basse, fatiscenti, che trattengono a malapena le pecore, figurarsi i lupi, nonostante leggi del 2001 che l'allevatore deve rispettare per tutelare gli animali anche dalle predazioni.